Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandy Biel, che siamo due puntini ma visti da lontano, che attraversiamo il fuoco con due mojiti in mano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, Mandy Biel, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandy Biel. E siamo tornati, siamo sempre qui, mercoledì 7 marzo 2012. Caro zio, buonasera. Buon pomeriggio, ti tenevo sott'occhio. Perché? Perché tu sbagli le date, per No, quello. tu sbagli le date. Allora, la scorsa settimana, intanto, Sì. benvenuti e bentornati, siamo sempre in diretta su buon Telefriuli pomeriggio, e siamo sempre qui. Potete vederci ovunque. Ovunque. Possiamo on the wall, on the Tutte le wall. parti del mondo, ragazzi. Perché zio, lo diciamo Lo diciamo perché siamo in streaming su www.udineventi.it. Ah, 2-0. benissimo, 2-0. Udine 2-0. Udine 2-0. Allora, la scorsa settimana pensavi che era San Valentino, no? E ti Esatto. eri leccato la... Esatto, alla non posso Rodolfo, dirti alla Rodolfo. la pelata, perché io la pelata, tu hai una bella pettinata. Alla Rodolfo. E oggi però hai il caschetto in testa, sembri Oggi, molto... oggi invece volevo emulare, visto che fa successo Igor. Io no? so Con chi la- volevi emulare, scommetto, caro Sì, Ipapì, ecco, caro Ipapì, guarda. voglio tuo fratello. Cambia Ecco. qualcosina, però insomma. Beh, guarda. una piccola tinta e ci siamo. Ecco. Lo puoi emulare. Bravissimo, facciamolo vedere. il Poma è... Ha studiato. Comunque, siamo sempre qui, Mandy Biel a tutti e una Mandy grandissima Biel a puntata, tutti la e- 16ª, zio, lo sai? 16, sì. 16, la 16ª puntata. Abbiamo tantissimi ospiti e che ospiti, Che ospiti, E che ospiti. Poi salutiamo Ivan P. Ciao Ivan. Ciao ragazzi, tutto ok? Bene, sappiamo Ciao, che sei Ivan P. stato, si può dire trombato, perché è stato... No, è stato trombato con la macchina. È stato Senti, trombato con la allora macchina. io ti ricordo che il direttore ci ha fatto Senti, un avvertimento. caro direttore, si ricordi, un centello? Oh, io allora ne ho no, 500. e allora io ne ho niente. 500. E come... Io ne posso dire di più, poi. sei il solito, cioè tu vuoi quei scambi di favore. No, io pago di più perché pago la multa. Senso, io caro pago- direttore, allora niente. E pago le multe per un mese, direttore, così Quindi- sono libero. Il caro Nino ti saluta anche. Zio, Poma. oggi abbiamo qui Nicola! Nicola! Ce l'abbiamo qua. Nicola. Andremo Adesso, a spiegare cosa fa Nicola nella vita. Perché dice uno, perché- Nicola, chi è Nicola? Ah, Nicola di Bari, no. Possiamo dirlo Nicola, che domani, no. domani è la festa delle donne anche, quindi abbiamo Domani. Nicola, sì, pronto, è pronto Nicola, quindi mi raccomando non cambiate mai canale fino alle ore 16 perché c'è Nicola che ce ne farà vedere e sentire delle bellissime. però che bella giornata oggi. Vedi? bellissimo. Oh, il DJ oggi è È bellissimo. bellissimo perché si avvicina la primavera. Si la avvicina primavera uno si sveglia. Guarda, a proposito di primavera, guarda. Mamma non mamma, zio, tira. Mamma non mamma, guarda. Facciamolo vedere, Lo no? facciamo vedere. Aspetta che c'è l'etichetta. I qua. girasolini qua, grazie alle dottoresse di Intimissimi sempre pronte qui. Mamma non mamma, tu ami o non ami, zio? A spogliare la margherita. In che senso? In che senso? Vedi zio? Ivan oggi, bravissimo Ivan. Il nostro studiato, DJ oggi è impeccabile. Lo diciamo o no? Sì, diciamolo. Diciamolo. Che Ami o non ami? Ami o no? No, non t'amo. Ah, allora che non zio, t'amo. no, allora zio, Scusa. facciamo la pace. Io con ti questo, voglio- se ti facciamo voglio- la pace mi ami? Io ti voglio bene, ma non... Vediamo. Facciamo la pace, dai. Allora ti amo. E allora facciamo, siamo Vai, sempre in vai. diretta, ma guarda zio, partiamo con questa puntata perché veramente sarà una puntata con i fiocchi, Con le margherite, con i girasoli, con i girasoli. Caro Nick, sei pronto per la puntata di quest'oggi? Stai attento sì. perché guarda, gli argomenti sono tantissimi, quindi facciamo anche buon onomastico a chi, zio? Buon Lo diciamo? onomastico? Eh Ma sì. sai che non so che santo è oggi? No, come non sai che santo è? Non mi viene in mente. San Paolo il Semplice. Ah, San Paolo è Non lo sapevi. E poi, Non lo sapevo. perché non lo sapevi, zio? Perché era semplice? perché non mi sono documentato e poi, nonostante che Sia semplice. estremamente semplicissimo, questa qui mi è stata difficile. Perché?
Perché non mi sono documentato. Salutiamo anche le sante, perpetua e felicità. Hai capito? Magari potevi dirmi, poi venivo qui col crocifisso, io venivo, scusa. Ma sai, siamo in tempo di Quaresima anche, zio. Ho capito, ma intanto è appena iniziata, aspetta un po'. Con calma, con calma. Allora, con calma. Sai che ci sono i 40, no? A Quaresima. No, Loris, è appena iniziata la puntata, non puoi ancora entrare, però ti promettiamo. Però guarda che bella pettinatura. Mamma mia, che pettinatura. Loris, sei geloso della tua pettinatura, tu non puoi ancora entrare, Loris. Nell'ultima puntata di Mani Biel vedrai che entrerai qui e dirai la tua, perché gliela faremo dire a Loris. Ognuno ha diritto di dire la propria. Ognuno, l'uomo di Pavia, l'uomo di Pavia. Senti, caro zio. Senti, ma dimmi, ascolta, tutto orecchio. Io volevo fare un appello a tutti i telespettatori che ci stanno guardando in questo momento. Sì. Telefonateci allo 0432 573517 e raccontateci voi una barzelletta, perché lo zio sta spopolando, Sta spopolando con queste barzellette. Sono rimasto l'unico che racconta le barzellette. Quindi per favore, se qualcuno vuole confrontarsi con lo zio, telefonateci, mandateci anche l'email. Certo, dove zio? Diciamo. @telefriuli.it. Oppure? Che c'è il Poma che ce l'ha tutte le Io ce l'ho tutte qua, guarda. Però pienissimo, ne sono arrivate una bombardata. Qua salutiamo la Sara, salutiamo Giacomino, salutiamo Marius, salutiamo Igor, salutiamo Cristian. Insomma, siete tantissimi, perché poi la famiglia di Mani Biel sta crescendo in maniera esponenziale. Che dopo vedremo, la vedremo subito. No, io la vedrei subito. Subito? Facciamo subito vedere la famiglia di Mani Biel che sta crescendo grazie a Spadino. Quindi avanti col contributo. Vediamola. Zio, mamma mia. Mandi Biel. A cui? A Moreno. Mandi Biel. Sì. Ciao di Diti, dell'Udinese. No, Mandi Biel. Mandi Biel. Lo pioti a lui. Lo più già? Già. Com'è? Mandi bene! Mandi! Mandi bene! Mandi! Bene! Mandi bene, mandi bene. Mandi! Biel! Mandi! Biel! Mandi! Mandi Biel. A me? Sì, beh. A Biel lui! Mandi! Mandi Biel. Mandi! Biel! Mandi! Biel! Mandi! Biel. E allora che si dice? Mandi Biel! Mandi Biel, ma a chi? Mandi Biel! Ma mandi Biel a chi? A Poma, allo Poi? zio, a Igor e a Spadino! Mandi! 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 E del crepapelle, mandi! Mandi! Biel! Mandi! Biel! E allora? Mandi Biel! Mandi! Biel! Lo conoscete lui, sì? Io direi Mandi! Biel! Mandi! Biel! Sicuro, sì. Mandi! Biel! Mandi! Biel! Lissims! Bielissimo! Mandi! Biel! Chiari, sempre il testimoniato! Mandi! E allora Mandi! Quale? Zio, quale? Tu devi raccontare di barzellette. Hai visto che razza di famiglia? La famiglia sta veramente crescendo. Grazie Spadino per questo contributo. Quando tu, Nicola, farai parte di questa famiglia di Mani Biel? Beh, immediatamente. Vedi, immediatamente lui è già pronto, perché già pronto, è uno che naviga e smanetta sul web, vero Nicola? Beh, assolutamente sì. Alla fin fine se non controllo Facebook almeno 2 volte al giorno per vedere chi
chi bene o male mi deve criticare, visto visto e che dopo non potremo vedremo svelare, perché anche. ci sono anche delle critiche che arrivano. Beh, ovvio, non puoi piacere a tutti, però alla fine fa L'importante è piacere piacere alle vedere- donne, però, no? Beh, direi, anche perché Le adesso donne ce l'ha sempre in testa. Ma domani è la festa della donna, Lui- scusate, Domani è la festa Sempre della qua. donna. Domani è la festa della super Ma- donna. ma super senti, io- Guarda che la donna va festeggiata ogni giorno. Quest'anno poi la festeggeremo un giorno in più. Ma io perché posso- abbiamo festeggiato anche il 29 febbraio. Ma io la donna la farei la festa tutti i giorni. Cioè, non è che... Zio, l'ho appena detto, ma vedi che Sì. lo zio non è attento, non è attento. In che zio. senso? Nel In senso che che lo zio senso? non è attento. Allora zio, facciamo una cosa. Una cosa. Facciamo sentire a Nicola una delle tue famose barzellette, perché lui è venuto Subito, qui ma va anche che, la per gente, questo. va che la gente cambia canale. Guarda che Cioè, se sei bravo Nicola potrebbe portarti Allo anche stadio. con lui allo stadio, magari Addirittura. per un preview partita. No premium, preview partita. Preview. No, preview. Zio, per favore, zio. Ma dai, ancora così a freddo, scusa. A caldo, allora, a qualche cosa così, veloce. Non dai. smanettare troppo, vai, veloce, Qualche via. cosa veloce. Sta partendo lo zio su due mani, lo ricordiamo. Vediamo, io sono con due mani, Dilla. Il marito dice alla moglie: cara, ma perché metti il reggiseno? Cosa devi tenere? E lui: Aia, no, aspetta. Zio, se ti viene da ridere. Mi viene da Direttore, ridere. aspettiamo, Mi viene da ridere perché pensa al direttore, mi viene da ridere, no? Ti viene da ridere, ma reggiseni non erano intimissimi. Direttore, la posso ridire poi? Allora, aspettiamo, rifacciamo tutto. Per Però, me no, abbiamo questa- fatto una gran figura. La figura una, di Nicola, e di quella roba lì. mi sono massacrato con Nicola. Ripetiamo tutto, facciamo finta di niente. Nicola non sa nulla in questo momento. Vai zio, barzelletta. Allora, il marito dice alla moglie: mi viene da ridere lo stesso. Mi dice alla moglie: ma perché metti il reggiseno che non hai niente per riempirlo? E lei gli dice: ma caro, parli tu che metti le mutande? Eccolo qua. Zio, Ecco. l'abbiamo Allora, già detto la scorsa settimana. questa? Che l'italiano ce l'ha un po' più corto ultimamente, Sì, Hanno ma- fatto un scusi. sondaggio, quindi non Ma puoi, io no- ma- continuare così, non puoi. Allora ne dico un'altra. Allora dire un'altra, devo sempre alzare le mani. Sempre le mani. Alzo le mani. Corta, Basta che non sia è- veloce, Ma diciamo ma semi-protetta, non so perché lui parlare. paga, no? Lui paga il direttore gli concede queste cose. Oh, Caro direttore! io non c'entro. 500 euro, non è che si scherza qua. Allora, una vecchia signora entra con la litosi, entra in farmacia. In che senso? Nel senso che gli dice: dottore, per favore, menta forte. E lui: bella gnoccona. Eccoci qua. Ecco. Zio. Questa potevo dirla? Questa potevi dirla, però guarda, a me piaceva fare il motto, sai? Sì. Sì, diciamo che Beh, questa, allora perché ci ti siamo, dico, dai. a proposito, L'ultima. l'ultima. Giuro, l'ultima. Giuri in giurello davanti a Giuro in tutti, giurello, davanti a tutti. Allora, visto che il po' mi fa questo segno, mi ha fatto venire in mente le differenze. Sai qual è la differenza tra... Allora ce n'è una. Cosa? Qual è la differenza tra le briciole di pane e una minigonna? Aia, signori, aia. Aia, questa è cattiva, Secondo me nessuna, zio. Il perché lo sveleremo magari più tardi, Il perché. Allora lasciamo in attesa. Lasciamo in attesa, quindi salutiamo Magari anche... qualcuno telefona e dice: io lo so. Se qualcuno la sa, telefonateci pure allo Telefonate, 0432 dai. 57 35 17. Altrimenti io poi la dico all'orecchio e al Poma la dirà. Guarda, va bene? dopo Ti va bene tutto così? quello che stai dicendo, Alfano non partecipa, Monti annulla il vertice, perché ce l'abbiamo qua Mario, nessuno lo sa ma noi Mario ce l'abbiamo Il qua. vertice quello lo so io dove ce l'hai. Caro il Nicola, vertice, quello lì. hai paura di Mario? sarebbe questo. Sarebbe, è quello, perché Mario diciamo che è il figlio di Giordano un po', un figliastro di Giordano. Figlio artistico di Giordano. Figlio artistico, Perché sì. se no, quando gli diranno figlio di... Attenti all'uomo, quella creazione lì, quell'installazione si chiama Attenti all'uomo, Oh, ma c'era una canzone Attenti al lupo, dopo ne parleremo. Ma dopo ne no? parleremo perché dobbiamo fare anche un omaggio al grande Lucio Dalla che purtroppo è venuto a mancare in questi giorni. E comunque caro zio, facciamo un saluto speciale, un ringraziamento speciale anche a tutti i nostri partner, gli amici Urbanaria, quindi salutiamo Luca e tutto il suo staff. Salutiamo anche gli amici della Simpla, Dodo Sport che ci veste, Dodo guarda che Sport guarda. lo saluterò Il al bianco, momento opportuno. Ma mi snellisce il bianco?
Ha voglia. Zio, dilla sì, voglia. la finta almeno, zio, no? Sì. Adesso sì. sono contento. Oh, sembra un fighetto, guarda. Sembra un veramente. Però Non si capisce dove hai la cioè, testa. un fighetto qui, guarda, è Nicola, un bel fighetto, care donne. È lui. Nicola. Poi ringraziamo Giordano Florianci per tutti queste bellezze. Fallo Queste vedere, bellezze, no? Fallo queste vedere. Giordano Fallo dopo, oltre a farlo vedere, lo faremo baciare a Nicola. Eh sì, perché Giordano non si offende. Ma secondo me prima o dopo quando ti incontrerà Giordano per strada Mi pesta, no? Io so che Giordano sta preparando la sua maglia, perché stiamo arrivando in prima serata probabilmente. Maglia, oh. Farà la maglia qui in diretta con noi, Giordano. Tu non lo sai, ma lui farà la maglia qui in diretta per noi. Non voglio perdere. Giordano, ti aspettiamo. Non la perderai perché saremo in prima serata, caro zio. Prossimamente, Ma va. Stiazzi. Ma sti azzi. Ti ho detto che è stato trombato questo qui, Mamma mia, non fatemi parlare. Comunque salutiamo anche gli amici del Totò Caffè. Noi, guarda, Sì. giù le mani, No, perché per- quello è troppo bollente. È per quello, perché volevo berlo caldo. Lo volevo bene. Senti, Adesso caro sì. Ivan, oggi è il 7 marzo, fa gli anni un mio caro amico, quindi possiamo dedicargli una canzoncina? Quella che vuoi. Io direi una canzoncina di buon compleanno, no? Buon compleanno. Scusa, Tanti quello che vuoi, auguri. Questa. Ivan, ti ho detto che Ivan, secondo me quel colpo è stato un po'. Ma poi la raccontiamo letale, questa, perché io non la conosco bene. Ce la racconterà lui. La Ecco. botta che. A te, tanti auguri a te. Come si chiama? Tanti auguri Michelangelo, tanti auguri a te. Facciamo tanti auguri al mister veneziano Michelangelo che quest'oggi fa gli anni, è incredibile. Il famoso Michelangelo Veneziano. Il famoso Michelangelo veneziano, sì, È cresciuto ed è partito, sai dove Nicola? È partito per una trasferta. Michelangelo, È andato ad Alkmaar. È andato proprio lì, è andato. Uno Magari. dei 618. Sì. Tu hai news sulla trasferta dell'Udinese? Non lo so, sinceramente, so solo il numero delle persone che dovrebbero venire, però dovrebbero andare là, comunque secondo me si divertiranno sicuramente. So che tu volevi A andare con loro, prescindere però dalla noi ti abbiamo partita. obbligato a venire qui con noi quest'oggi, Vabbè, comunque è un onore stare qua da voi. Io Quindi sono dopo faremo solamente sentire contento. il caldo anche qui dello studio Ma l'hai di pagato? Telefriuli. Nicola, l'hai pagato? Nicola, io ho detto prima. La giacca è Mandibiel, Cioè, quindi salutiamo anche Dodo Sport, il mitico Dodo Sport. A proposito di soldi, ieri sono stato in un locale. Sì? Tu forse non so se lo conosci. Sono stato in un locale. Dove, zio, Posso dove? dirlo? Puoi dirlo, zio. Posso dire in un locale al pane e vino San Daniele Oh! in piazzetta Leonello. Oh! C'era il karaoke che saluto anche Lorenzo che è il grande numero uno. È il lupacchiotto Mi sono quello. divertito tantissimo. Ma poi c'è un'altra cosa. Non ho pagato i coperti ieri. Finalmente l'abbiamo abbonato, vai, l'abbiamo abbonato. Grande. Quindi salutiamo anche Lorenzo, salutiamo, certo. ti saluta Eddie Reia Lorenzo, ti saluta Eddie Reia. Comunque caro Nicola, parlavamo della trasferta, quante persone sono partite? Allora, da quello che ho visto, ho sentito poco tempo fa, cos'era, un quarto d'ora fa che ho controllato su internet, dovrebbero essere tipo un 600 e in tutto dovrebbero partire per l'Olanda in 700 friulani. Ho capito, ma tu Perché? come fai a sapere tutte queste cose sull'Udinese? Come fai? Svegliamo qualcosina agli amici che ci ascoltano da casa, che ci stanno vedendo. Per vedere queste cose qua, Udinese Blog comunque è sempre seguitissimo. Poi, comunque sul sito dell'Udinese Calcio c'è sempre tutto. Secondo me ti manda i messaggini perché- Antonio Totò di Natale, Sì. Ti aggiorna su tutto. No, ma io ho i contatti con l'ufficio stampa. che Direttamente, così- quindi li salutiamo, salutiamo. Mattia Mattia Pertoni Pertoni e Gabriele Salutiamo. Bruni dell'ufficio stampa dell'Udinese che Quindi, sono ciao. con noi col cuore, in realtà sono ad Alkmaar, adesso staranno facendo l'allenamento, credo adesso. Quindi salutiamo Mattia e salutiamo anche il mitico Gabriele. Pertoldi, mi raccomando, pensaci tu, dopo andremo veramente a scaldare questo studio. Sai come, zio? Non te lo dico adesso. non te lo Accendiamo il dico adesso. camino. Ecco, lo sapevo io, lo sapevo. Quale camino, zio? Dove hai visto il camino? Non so, una stufa Ecco, vedi? a carrellino. Vedi, volevi accendere Ivan, ci sei riuscito, ci sei riuscito. Guarda che tra pochi istanti. Oh, ma posso dirti una cosa? Dimmela. Siccome mi hanno rimproverato che sto sempre con le mani così, allora oggi cercavo. Le mani mettile in tasca allora, zio. Fammi parlare! E allora parla. Che...
Allora io oggi cercavo di metterle da altre parti e non pensare a male. Io non penso mai a male, però ho notato che sei tu adesso che Ma sì, perché non è che l'aria condizionata qui è partita, cioè. Allora ti volevo dire questo, che la gente da casa quando ci vede così dice ma cos'è sta cosa? Zio, dato che tu sei un tipo pericoloso, diciamolo a chi ci vede da casa, tu sei un tipo pericoloso, tante volte faccio così. In che senso? Nel senso che è pericoloso, quindi mi lavo le mani, così non scattano le multe. Hai capito? Ah! Hai capito? Ma io le multe le pago per tutto lo studio, mica solo per me. No, tu guarda, tu secondo me ti arriva una bella riba prima o poi, Sì? Sì. La riba è quella cosa come stacchiapone. La riba, facci vedere cos'è una riba, zio, facci vedere. Eccoci qua, saranno contente tutte le banche in questo momento per la tua riba, Bene. A proposito di banche, zio. A proposito di banche. Hai trovato la banca che regala? Ma perché dobbiamo parlare di politica? Mica è politica. Ah no? Se troviamo una banca che regala è felicità. Regalare. Se troviamo una banca. Ma sai che di 6 di Maio sono piene le fosse? Allora sai cosa facciamo? Salutiamo gli amici della Tecnocopy Buri che magari ci stampano un po' di soldini, perché loro sono bravi. Loro curano le grafiche, tu, caro zio. Guarda che grafichetta. Senti, ma io volevo appunto far vedere una. Ma ce l'hai anche tu? Ce l'ho anch'io qua. Ma per favore, ma scusa. Mi serve lo strip man. Un strip man, faccio io poi. Allora, gratis. Loris, l'ho trovato a gratis. No, Loris, non puoi adesso. Se ti piace mi fai 2 colpi di citofono. A Loris devo dire. Loris, ti piace lo zio? Facciamo un'inquadratura dello zio. Ma come fai a dirti di sì? No, non gli piace. Ma ne ha fatto uno. Ne ha fatto uno. Ne ha fatto uno o 2? Uno ne ha fatto. Era sicuro? Porca miseria. Allora dai. non ci va bene. Quindi domani tu non sei invitato all'Emporio, Ah, non sono neanche invitato. Perché ci saranno tantissime donne scatenate che vogliono lo strip man. Sì, ho capito. Faccio io, dai, faccio di allora Ivan P. Mi sbaglio in console. Vabbè, Ivan P, se la tua futura chiederemo. mogliettina, possiamo dirlo? Ma sì. No, non si possono dire, le cose future non si possono dire. E allora parliamo del presente. Adesso parlo al futuro anteriore. Se Elena vuole, tu verrai a fare lo stream man. Se no io chiamo Nicola e lui è pronto, io lo vedo che è pronto, Chi? Gli diamo un bel microfono e il gioco è fatto. Perché? Perché? Ma lui ci arriva dopo, Io ti ho detto. Allora. Sì, o parla o fa gli effetti, perché qua siamo in diretta, lo ripetiamo. Io lo so che tutti gli uomini abbiamo un neurone, ma ogni tanto insomma. Allora facciamo così, prima che arrivi la pubblicità, riusciamo a metterci in contatto con Igor perché sappiamo che è in Inghilterra. Igor a gossipare con la scusa di andarsi a vedere la partita ieri, sta cercando di gossipare la Raffaella Fico. E il grande calciatore Balotelli. Il grande calciatore. Madonna benedetta. Quella roba lì. Eccoci qua. Quindi vediamo se Igor è pronto per un collegamento perché è in Inghilterra. In Inghilterra deve passare lo stretto di Gibilterra, no? Quello che è. Senti, a proposito, ieri hai strippato un pochettino. Pronto? No, pronto? Era pronto solo Ivan P, era pronto. Zio, ti ha fatto la finta. Ieri sera hai strippato per il Milan. Guarda, è meglio. Tu pensi che io stamattina ho misurato la pressione? Avevo la minima di 160. La minima? La massima neanche te la voglio dire. Addirittura? Sì, ancora stamattina, pensa a te. Pensa, stanno abbiati, Cioè, sono tutti incazzati, c'è Ibra che è arrabbiatissimo. No. Sì, perché? E perché non si può fare, dice, queste cattive figure, perdere 3-0. Abbiamo vinto 4-0 all'andata. Ho capito, però. Pensiamo all'Udinese noi. Tu hai visto la partita ieri sera, Nicola? Forse è una delle poche partite che quest'anno non ho guardato. È fatto bene, perché veramente lui ha dormito tranquillo. Era veramente da perdere la testa e non solo, sentiamo un pochettino se abbiamo Igor. Pronto, Igor? Pronto? Ce l'abbiamo in collegamento dall'Inghilterra. Non si sentiva bene. Come stai, Igor? Un po' provato, perché mi sono divertito allo stadio, quasi, perché per poco non si divertiva nessuno. E dopo abbiamo continuato ancora a divertirsi la notte ed è stato veramente una figata. Allora sono un po' stanco, però comunque tutto bene. Abbiamo visto
questo Milan che è passato, diciamo così, punto, è passato. E che non sia un passato di pomodoro però. No, è passato ai quarti e speriamo che adesso vada avanti, però speriamo giochi un po' meglio, ecco. Senti, noi sappiamo che oltre al Milan tu sei in Inghilterra per gossipare qualcuno. Vabbè, ma ormai lo sanno tutti che Balotelli l'hanno trovato, devo dire una cosa, insomma, che adesso non si sa come andrà a finire questa storia d'amore. Saputo, no? Hai letto con la Fico che vanno. Abbiamo letto, Mancini vuole che si sposi, Mancini, secondo te è una cosa giusta? Così mette la testa a posto. Sì, però io so anche delle altre news che la Fico insomma è un momentino diffidente ora che insomma è stata trovata in night, no? Però ma come? Ma scusaci, ma tu eri al night con lui? No, non ero al night con lui, però ho saputo anche il quale night è stato, tutto quanto. No, non ho potuto essere con lui perché sai che io in quei postacci non ci vado. Io ero a bermi una Guinness da primati, veramente, una Guinness buonissima. E niente, ho saputo, tutta Londra ne parla tra l'altro, cioè negli ambienti sportivi, calcistici, negli ambienti del gossip, ne parla di questa bravata di Mario Balotelli. Senti, a quanto è dato questo matrimonio? Perché lì in Inghilterra si scommette su tutto. A quanto lo danno? Io sono 1001. Allora, no, c'è i tifosi chiaramente puntano alto, è dato mi sembra 5.5, 5.8, una cosa di questo genere qua. Per il sì o per il no? Aspetta, ma no, il 5.5 e il 5.8 sono le 4-5 Guinness che dicono a bevuto. È tasso alcolemico questo, No, aspetta. No, è arrivato questo dato. Comunque, ne stanno parlando tutti quanti, c'è qualcuno addirittura che scommette su questa cosa. Io ho detto, ma cosa volete scommettere? Che è ovvio, posso dire una cosa, ma sai che io sono diretto, no? Dimmela. È ovvio che se si sposano, se la Fico decide di sposarlo, è per un solo motivo. Quale secondo te? Vabbè, dai, insomma, un calciatore, lo sai che i calciatori sono ricchi. Beh, perché il calciatore se lo sarebbe nelle gambe, volevi dirmi questo? Come? Perché il calciatore fa un bel gioco di gambe? No, nel senso, come se lascia stare i doppi sensi, lo sai che dopo io mi imbarazzo, però a quanto pare, secondo me, se decide di sposarlo è solo per il fattore economico, diciamolo. Sì. Vabbè. In Inghilterra però questa voce non sta uscendo. Ok, sta entrando. No, esatto. Questo è un commento che faccio io, ma in Italia ovviamente si pensa a questo. Attorno alla showgirl, se si può chiamare così la Fico, non so se diciamo che si può chiamare anche meno male che il cognome ce l'ha al maschile, guarda. Senti, caro Igor, tu lo sai che quest'oggi qui abbiamo come ospite il grande Nick, che dopo andremo a svelare cosa fa nella vita, quindi parleremo anche di stadi. Tu che stadio hai visto ieri sera? Non mi ricordo il nome. Come si chiama lì? Dove gioca l'Arsenal? Come si chiama il nome? L'Emirates. Ti ho detto che ha bevuto troppe Guinness, No, ma io sono un dimenticone. Però è uno stadio bellissimo, dobbiamo dire la verità, una struttura, guarda, veramente invidiabile. Senti, ma lo speaker era in grado di sostenere tutta la tifoseria, di supportare la tifoseria? Ma guarda, posso dire la verità, ha avuto delle difficoltà, ecco, non è stato in grado. Io lo sapevo. Ha fatto comunque bene il suo lavoro, però secondo me si poteva dare di più. E allora? Tu hai già sperato che lavoro fa il tuo ospite? No, infatti è per quello che noi daremo di più quest'oggi, perché se ieri sera non ci sono riusciti è perché ci vuole anche una gran persona a supportare i tifosi, Certo, difatti insomma qualche consiglio Mandi Biel lo può dare, giusto? Esatto, quindi ecco, dopo lo stacco pubblicitario rimani collegato con noi, vedici in streaming, perché sai che ci puoi vedere anche in streaming sul sito udineventi.it, perché andremo a far vedere e sentire cosa fa di bello il nostro ospite. Allora, ti lascio con questa notizia. Io sono vicino al campo di allenamento di Mario Balotelli, forse più tardi potremo avere anche lui al telefono, se me lo fanno intervistare, se gli faccio fare una chiacchierata, ma non ti prometto nulla, okay? Guarda, sei veramente una fantastica persona. Come hai detto che ti chiami? Io? Sì, perché sono dimenticone, vedi? Sei un dimenticone. Io sono Igor Pezzi, scusa. È Igor Pezzi, vedi? Igor, però cerca di incontrarlo di giorno Balotelli, altrimenti la sera difficile. Una volta che sorrida, dai, non c'è problema. Voglio salutare lo zio, voglio salutare tutti voi che mi state mancando, anche se a Londra si sta bene, insomma, tutto sommato, Anche bene. Tu a noi, Igor. Senti, salutaci anche la Fico, quindi, caro Igor, rimani sintonizzato perché poi c'è la Fico, dopo la pubblicità noi siamo sempre e solo qua. Grazie Igor Pezzi!
Il numero 1, Samir Danovic. Andiamo? Il numero 11, Maurizio Sovizi. Il numero 5, Danilo. Il numero 17, Meli Beastia. Il numero 27, Pablo Armero. Il numero 7, Emanuel Badu. Il numero 66, Giampiero Bildi. Il numero 30, Thierry Dubai. Il numero 37, il Tucuan Roberto Perez. Il numero 23, Ahmed Abdi. E con il numero 83, un gradito ritorno, Antonio a disposizione il numero 21 Daniele Badet, il numero 3 Maurizio Isla, il numero 8 Tuscia Basta, il numero 20 Guadu Asamoah, il numero 24 Joan Extra, il numero 31 Diego Fabrini e con il numero 10 Antonio Totò. E noi ce l'abbiamo qua con noi, Mister Nick! E quindi, caro Nick, facci un regalo qui in diretta a Mandibiel, facci un regalo. Siamo pronti? Pronti tutti quanti? Aprite bene le orecchie perché noi lo speaker dello Stadio Friuli ce l'abbiamo a Tele Friuli! 5-5-5, la formazione di Tele Friuli! Con il numero 1, un nome, una garanzia, Pierangelo Buttazzoni! Con il numero 3, il Maldini del Friuli, Luigino Vecchiarutti! Con il numero 4, The Wall, Francesca Spangaro! Con il numero 5, l'avvocato Filippo Foi! Con il numero 6, la zia Isabella Gragoratto! Con il numero 2, il Bergomi dei Noatri, lo zio! A centrocampo con il numero 20, Gian Domenico Riccio Ricci! Con il numero 25, la Lupacchiotta Alessandra Salvatori! Con il numero 7, la Niña Maraviglia Alexis Samo! Con il numero 19, il remix di centrocampo Ivan P! Con il numero 33, Paulinho Bassi! In attacco con il numero 10, il bomber alla mia viola, Daniele Barroni! Con il numero 100, 118 kg di simpatia, Poma! Con il numero 11, il bello, Igor Pezzi! Con il numero 9, il conte, Piero Govoni! E con il numero 8, Adigna Perezzi! A disposizione Bibi Bardin, Studio Scat, Checco, Spadino, Michelangelo Veneziano e Tiziano Campigotto. Allenatore motivatore, Alberto Terrasso! I brividi. Noi ce l'abbiamo qua. Nicola, devi riprendere adesso, gli diamo da bere una bottiglietta per Nicola, da bere. Loris, annunciami anche Loris. Con il numero 00, Mister Loris anche. Con il numero 00, Mister Loris!
Una queta ci sta tutta. Oh, l'Horizon poi, un momento veramente emozionante. Noi siamo nell'arena di Telefriuli qui, Con una formazione così spacchiamo. Con questa veramente. formazione vinciamo campionato, Champions League e ti dirò di più, anche il campionato del mondo, E battiamo pure la Juve. Caro Nicola, Lunga da complimenti. fare, però. Lunga, infatti ti abbiamo messo in difficoltà, tu di solito ne leggi 11, più dopo hai quei 6. Sì, Quanti boh, hai? ma- 6 a disposizione circa, Sì, 8. ma le dice a voce più calma. No, No, lui no, è sempre no, così, sì. anzi, Sempre No, anzi. la panchina dico. Ma anche in questo sì. caso qua la panchina. Sono titolare. Comunque, Lui, caro dovreste Nicola, abbiamo chiedere a quelli- svelato cosa fai anche nella vita, perché tu fai tante cose, tra l'altro stai finendo anche gli studi. Sì, siamo alla fine, gli studi di giurisprudenza, suono, faccio anche il DJ a tempo perso. Ah, caro Ima, stai attento, Caro Ma Ima, io stai sono attento. DJ per pochi, cioè sono praticamente solo per me stesso. Un DJ per poco, quindi Intimo, mi raccomando, per le feste private, contento, veramente è private, contento. chiamatelo Nick, suona per pochi, per voi Per voi altre 4-5 persone. 4-5 persone, insomma. Giusto per noi allora. Senti, caro Nicola, questo mondo, no? Del calcio, dello speaker, da quanto tempo lo fai? Ormai questo cos'è? Il settimo anno? Settimo anno. Ormai, Ai, ormai ai, ho ai, anche l'anno perso della il conto. crisi, spero di no. Speriamo di no. Beh, per adesso mi sembra che l'Udinese stia L'anno del facendo- rilancio allora. Sì, per adesso diciamo che l'Udinese sta facendo un signor campionato, una signora Coppa UEFA. Peccato per i 3 punti persi. Possiamo domenica, dire peccato. che il tifo è con te e tu sei con il tifo per avere, Ma io per cerco avere di fare una carica importante per i giocatori, il 12° uomo. Sei tu con i tifosi? Io spero proprio di sì. Il problema è che il tifoso friulano, questo ovviamente non è una critica, è un tifoso veramente fedele, uno dei pochi tifosi che la squadra vada bene, la squadra vada male, comunque segue l'Udinese. È un tifoso un po' criticone. Certo, direi. certo. Beh, però E si poi- critica anche la Roma, diciamo, si critica l'Inter che quando andava bene, insomma, si criticava. Adesso naturalmente è criticatissima perché l'Inter, purtroppo, caro Gallullo, non ci siamo, Si criticano anche squadre che vanno molto bene. Si critica l'Udinese che va benissimo, tra l'altro. Boh. Sì, no, va benissimo. L'unica cosa che secondo me non va benissimo è il fatto che, insomma, siamo quarti in classifica dopo ormai anni in cui l'Udinese si sta confermando sia a livello nazionale che internazionale come una squadra, non dico di vertice, comunque importante, e sarebbe bello avere anche una cornice importante. Anche perché di abbiamo anche pubblico. il re dei bomber. A parte il re dei bomber che per me, almeno ogni volta che lo faccio in formazione poi perdo la voce per 2 giorni. Quindi, sai cosa facciamo? Noi ti diamo un bel cappuccino col Totò Caffè, io mi bevo sto caffè, zio, Sì, prendi perché il ormai tuo. sarà anche perché è il freddo, momento della come al pausa. solito. Caffè. Lo ricordiamo Nick, è l'unico caffè che fa innervosire gli avversari, sai? Li fa innervosire perché quando lo vedono Totò, tutti si spaventano. È l'unico caffè freddo comunque. Caro Nicola, raccontaci un attimino come parte la tua giornata allo stadio. Beh, la mia giornata allo stadio parte un'ora e mezza prima della partita, nella quale prepariamo insieme al mio fratello gemello, che anche lui lavora Che lo con me allo salutiamo. stadio, che salutiamo, che adesso sta Ci lavorando sta guardando, però in ci sta guardando in studio. streaming? No, è in studio, sta lavorando perché è avvocato e adesso è orario un avvocato. d'ufficio per lui. Quindi lo diciamo che magari questa sera può vederci in replica, possiamo dirlo anche a tutti gli altri telespettatori, in replica alle ore 23:30, oppure domani su Telefriuli +1, 25 ore dopo saremo sempre qui. Altrimenti, guarda, se possono guardare tutte le puntate di Mandi Biella anche su YouTube, tutte. Lo so, sono seguitissime, le guardo ogni volta. Grazie. Comunque sì, parte un'ora e mezza prima della partita, nella quale prepariamo tutto il palinsesto sia video, perché adesso che abbiamo anche il bellissimo megaschermo dell'Udinese che Ma diciamo ricordiamo che lo stadio, essere lo stadio tra i- è bello, sicuramente un po' dispersivo perché sarebbe stupido non dire che è uno stadio che forse non è adatto a una squadra come l'Udinese e per una città come Udine, che alla fin fine, avendo 100.000 abitanti, 100.000? 132. Ecco, perfetto. 100.032 abitanti. Uno stadio da 40.000 posti effettivamente è dispersivo, però insomma, visto i progetti, Diciamo che la per il futuro possibilità, dovrebbe esserci beh, questo sì. stadio da 20-25.000 20-25.000 persone, che va benissimo. per Quindi una sarà città molto più come emozionante. Udine. Ma chi è che cura
un pochettino anche la settimana, no? Come fai a associare magari la canzoncina giusta al tuo idolo, al nostro idolo giusto, ecco? Beh, guarda, il discorso musicale in realtà lo faccio da solo, senza parlare con nessuno. Con la Nino Meraviglia tu avevi delle canzoncine veramente addirittura fenomenali, sì, no? con molto, Alexis molto Sanchez, sudamericane. con Alexis Sanchez c'è questo gruppo cileno, si chiamano Tomo Comorei, che avevano fatto questa canzone su Alexis Sanchez. Proprio sul Nino Meraviglia, che noi salutiamo, che magari ci sta guardando da Barcellona. Già ai tempi quando giocava nel River Plate, prima di trasferirsi qua a Udine, e per caso l'ho trovata su internet e ho incominciato a lanciarla il più possibile tutte le volte che il Nino segnava. Ed era carina. Da lì siamo partiti su un discorso un pochino più modaiolo, associando le varie canzoni anche del momento a tutte queste. Sì, tipo adesso ne abbiamo una che è in Brasile, ad esempio, sta spopolando. Quale? Quella che c'è adesso per il gol. Quello di Michael Telo. No, non è più quella. Non è più Vedi quella. che non sei aggiornato. Non sono aggiornato. Allora, facciamo così. Facciamo la ricerca della canzoncina brasiliana. Vediamo se il nostro Ivan P è pronto a farci sentire questa canzoncina. Intanto, pronto perché abbiamo una telefonata. Siamo in diretta. Pronto? Ciao ragazzi, Martina sono. Martina! Ciao Martina! Ciao Martina, come stai? Bene. Tutto a posto? Sei pimpante? No, un po' no. Perché? Cosa è successo, Martina? Niente. Guarda che domani è la vostra festa, per favore. Ma scusa, la mia festa è ogni giorno. Infatti, l'ho detto prima, è ogni giorno, però domani è una festa, è la festa delle feste per voi donne, La festa delle feste, bene. Martina, hai litigato col marito? No. Vabbè, allora. E lui tanto non c'è, al lavoro. Non ti sono piaciute le barzellette dello zio? Ma sì, certo che mi sono piaciute. Ah sì, meno male. Volevo affrontare un altro discorso, mi permetti? Anche se un pochino serio. Dici tutto, Martina. Volevo affrontare il digiuno e l'astinenza. Eccoci qua, hai ragione, perché siamo in Quaresima. Finalmente qualcuno te lo ricorda, caro zio. Ma io lo sapevo. O anzi, me lo ricorda che il digiuno, hai ragione, è l'astinenza, zio, è l'astinenza. Soprattutto digiuno a non andare le domeniche al supermercato. Hai capito? Hai capito? Avete capito, Martina. telespettatori di Mandibiella? Martina vi sta tirando le orecchie. Anziché di andare al supermercato a fare la spesa e a fare shopping, restino a casa a fare l'amore col proprio marito o col proprio compagno. Allora non è astinenza! No, che c'entra? Mica l'astinenza è quella cosa lì, astinenza in altre cose. Ma tu sei ignorante, ma perché dici? Zio, guarda cosa mi è scritto, tutto come da copione, zio. Sei tremendo, sei. Tu mi vuoi sempre depistare. Cara Martina, quindi cosa possiamo fare per lo zio? E per il Poma? No, non c'è niente da fare, state bene così come siete, non c'è niente da migliorare. Hai visto? Ecco. Ma anche con quel look lì lo zio sta bene, anche senza gel? Benissimo. Hai visto? E io anche? Sì, tu sei a posto come mio marito, preciso. Cappellone. Andiamo dallo stesso barbiere che si chiama Enzo Raguzzino, io e tuo marito, bravo. che ci cura le pelate, ci cura. Ok. Senti, tu l'Udinese la segui perché qui abbiamo lo speaker dello stadio Friuli. La seguo un poco, ma io sono juventina, mi dispiace. Ci dispiace anche a noi che tu hai scelto, cioè i colori sono giusti, però è la città sbagliata, no? Noi salutiamo anche gli amici di Torino perché comunque sono simpaticissimi. Sì. E gli amici di Torino, sono simpaticissimi. Non ho detto la Juve, gli amici di Torino. Non mi frega. No. Se sono tifosi juventini, tutta Conte ha fatto il mea culpa, anche ha detto che stanno raschiando la botte, Speriamo che raschino ancora più giù. Speriamo che sia una botte di, non so, di Ramandolino. Di 8.000 metri, speriamo. Senti, cara Martina. Dimmi. Ti sei emozionata quando il nostro caro Nicola ha letto le informazioni di Telefriuli? Tantissimo. Hai visto? È stato bravo. Io lo sapevo. Senti, Dimmi. ti dico l'ultima cosa io perché dopo c'è lo zio che deve raccontarti la barzelletta. Quando vieni qui in diretta con noi? Quando mi invitate vengo. Io mercoledì prossimo ti aspetto qui, in questi studi. Prima c'è il lavoro, mercoledì prossimo. Il lavoro allora giustamente, prima lavoro e dopo, come dice Loris, il divertimento. Hai ragione, il lavoro ormai è Un'altra sacro. volta che troviamo libero.
Bene. Mi fa piacere, mi farà piacere. Cara Martina, rimani sintonizzata su Telefriuli perché lo zio ne avrà da raccontare ancora di bellissime. Grazie per la chiamata, Martina. Grazie a voi, ciao. Saluta grazie. il tuo boy. Grazie, ciao. 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 Eccoci qua. Zio, siamo partiti con la barzelletta? No, la barzelletta. Subito. Sentiamo sta barzelletta, dai. Vai. Però questa qui è sui carabinieri, ragazzi. Aia. Quindi se il direttore mi dà... Allora, io ti do l'ok, però dopo vorrei che il Giando caricasse il contributo della telefonata che ci hanno fatto i carabinieri qui, perché vogliamo far sentire a tutti gli spettatori cosa è combinato. Allora la responsabilità è tua. Vai, barzelletta, dopo facciamo vedere il contributo. Allora, un maresciallo dei carabinieri finalmente si è deciso di informatizzare la caserma. In che senso? Ma ha chiamato gli amici della Infostar? Sì, ha chiamato gli amici dell'Infostar e è andato proprio al negozio. Ha detto, guarda, io vorrei così e così, insomma, informatizzare la mia caserma perché dobbiamo aggiornarsi, insomma, la macchina da scrivere, i carabinieri, poi sai, appuntato, scriva, Allora il negoziante gli dà uno dei migliori computer, insomma, più potenti che c'è e dice, maresciallo, guarda che questo qui è un computer così potente che fa metà del suo lavoro, In che senso? Allora il maresciallo ci pensa su e fa, ma allora sai che gli dico, me ne dia 2. E il povero non l'ha capita, Zio è tremendo, zio è veramente tremendo. Hai capito che razza di barzellette lo zio ci racconta, Nick? Assolutamente. Ma senti, ma allo stadio, secondo te, uno zio, prima del lancio delle tue formazioni, potrebbe starci a raccontare un po' delle barzellette, intrattenere il pubblico? Ma se non vuole perdere il lavoro, Nicola, sì. No, ma poi oltretutto la concorrenza ce l'avete qua in casa, perché il nostro prepartita prima delle formazioni c'è la Francesca Spangaro. No, ma io vado allo stadio solo per la Spangaro, però la Spangaro non ci racconta le barzellette. Solo che non si vede poi. Però. Quindi non si vede tra una Spangaro e l'altra lo zietto potrebbe starci bene per una barzellettina, no? Proponetevi, no? Vedete, la Francesca. Vabbè, Nicola, da domani in poi sei fuori da... Caro Nicola, raccontaci un attimino cosa preferiscono. Intanto i calciatori vengono a te a dirti, senti, se faccio un gol, mettimi quella basina là. Guarda, gli unici che mi avevano coinvolto per la scelta era il tempo Isla, prima che si facesse male, quando faceva il ballettino, che voleva la canzone quella di Michel. E allora ha portato spiga, ragazzi. Quindi io direi di non... Noi salutiamo anche Maurizio, Maurizio, mi raccomando, guarisci presto perché sei fondamentale, Però da quando è successa sta cosa, si è fatto male, ha finito il campionato e allora è meglio non fare queste richieste. Visto che io non ho sentito questa canzoncina brasileira, no? Perché Iva non ce l'ha o perché... Bailada Boa di Gustavo Lima. Ecco, ce la faremo secondo me. Con la tecnologia ce la faremo, la bailada buona. Secondo me ce la fa. Scommetto tutto su Iva. Non ce la fanno. Scommetto tutto su Iva perché lui di tecnologia se ne intende, ce la fa. Senti, quando chiami Antonio Totò di Natale con questo microfono qua è tutto un vibrare, lo stadio si emoziona. Come mai? Perché? Come mai? Ti emozioni tu, si emoziona la gente. Totò è veramente colui che ha fatto dimenticare un po' Zico. Magari dimenticare Zico no, che vedo che ci sono ancora gli Udinese Club ancora col suo nome dopo anni e anni, però sicuramente ormai è diventato un simbolo per questa squadra, un giocatore talmente fondamentale che quando manca sia io che non lo posso annunciare e quindi sentire tutto il pubblico che mi segue nel nome e nel cognome, la squadra effettivamente ne ha bisogno. Però sarebbe bello sentire annunciare anche il Parò. Magari un po' a sorpresa, no? Il Parò. Ma il Parò è discreto, è riservato. Ma una sorpresa secondo me gli farebbe molto piacere, Io la lancio lì, Vedremo di organizzare. Io mi prendo le responsabilità. Magari dopo una bellissima vittoria da parte del Poma, boom! Secondo me sarebbero contenti anche tutti i tifosi friulani. Esplodere. Lo facciamo esplodere lo stadio. Pensavo che così. Comunque è arrivata un'altra telefonata dal nostro amico Spadino, mi dicono. Pronto? Pronto? No, questo non è Spadino, questo... Beppi, sei tu? Pronto? Chi è? Pronto? Pronto, sono Beppi, pronto, mi stai chiamando? Ma è Beppi, ciao Beppi, come stai? Con chi sto parlando? Permesso? Io sono il Poma, Beppi, siamo a Telefriuli, stiamo parlando con Nick e lo zio di calcio anche, di Udinese.
Buonasera signor Fuma, come sta? Grazie per il signore, io sto bene, sono in forma di formaggio, come tu potrai vedermi. E infatti io non posso vederla perché adesso non posso neanche grigliare tanto che sono dentro un centro commerciale, mi sente? Ma no, ma Martina ha detto di non andare ai centri commerciali, la signora che ha telefonato prima e tu mi vai al centro commerciale. Sì, ma io sono uomo, devo fare l'uomo, solitamente a quest'ora qua sono in segheria, sa cosa è una segheria lei? Noi sappiamo cos'è una segheria, se vuoi te la facciamo sentire anche la segheria. Senta, mi può salutare quella della faccia da sbronzo che è vicino a lui, là, come Lo zio, è sbronzo, lo zio. C'ha la faccia da mangia panettoni, credo. Arriva da Imponzo, senti la segheria, arriva da Imponzo lo zio, Siamo quasi paesani, Beppe, che cavolo. Io guardi, io non so come fargli i complimenti, è una trasmissione bellissima, la seguo sempre in segheria insieme ai miei amici, insieme ai miei dipendenti, è veramente una bella trasmissione, una cosa bellissima. Però prego. Però, no, ti aiutavo, però adesso mi trovo in centro commerciale, sono un po' incasinato, signor Poppa. Ma come sei incasinato? Ma cosa stai facendo al centro commerciale a quest'ora? Appunto, io ribadissi una cosa, le donne devono fare le donne e gli uomini devono fare uomini. Io mi occupo di seghe e la mia moglie no. Però adesso le spiego, la mia moglie, quella grossona, mi manda a fare la spesa nel pomeriggio, quando io dovrei essere in segheria, no? Ti sentiamo, stai facendo la spesa, Il problema è che ti fanno una testa così, ti dicono di comprare quello e quell'altro, no? Lei penso che sappia anche lei come si fa una spesa. Ma sì, ma tu non hai un iPad, un iPhone per scrivere gli appunti? Ma che lingua sta parlando? È italiano questo? Sì. Il problema è che ti riempiono di cose, no? Queste mogli. E poi, guarda, io non sono l'unico perché in questo momento sono in giro per le corsie, sai, quelle corsie degli alimentari. Sappiamo. Allora se sei nelle corsie sei in ospedale, Beppi. Io ne ho contati 5 uomini, siamo in giro tutti e 5, con in mano da una parte il cellulare, dall'altra abbiamo uno stracchino. Si vede che non... È un bel binomio, No, ma infatti gli uomini devono fare gli uomini. Senta, mi fa un saluto? Sì, ma... Volevo salutare Igor Spruzzi, c'è lì per caso? No, si chiama Igor Pezzi, è in Inghilterra Igor Pezzi, sta gossipando Raffaella Fico e Mario Balotelli. Si sta cosa? Aspetta, è vero, sta gossipando, sta cercando di fare uno scoop. In che senso? Ecco, in che senso? Uno scoop su Mario Balotelli, attaccante del Manchester City, nonché della nazionale italiana, forse se Prandelli lo vorrà, e Raffaella Fico, quella bellissima donna. Lui quando si parla di Fico c'è sempre qualcosa in mezzo, lui è sempre stato un uomo di bella vita. Senti, io adesso la saluto perché se mi chiama mia moglie dopo sono cavoli amari. Allora noi non gli diremo niente, comunque ti saluteremo Igor Pezzi e mi raccomando Beppi continua a seguirci e forza udinese. Sempre mi saluti anche quello che grida lì, chi è E Nicola, lo speaker dello Stadio Friuli, vuoi dirgli qualcosa? Grida più forte che non ti sento, sono anch'io in curva, ma sono l'unico che non ti sente. Beppi, attenzione allo stracchino, Sì, bravissimo, bravo, continua così. E spadino ogni tanto. E va bene, continua a fare l'uomo, mi raccomando. Io non la sento più, è che sono nella corsia dei formaggi. La saluto adesso. Mandi Biel. Mandi anche a lui, mandi a tutto Telefriuli, Mandi, anche Beppi che ci ha telefonato, hai capito? Beppi è un grande. Le donne tutte uguali, trattano i mariti allo stesso modo. Senti, a proposito di sport, la Polonia è in lutto per Smolarek. Smolarek ce lo ricordiamo noi semifinalista con l'Italia-Spagna 82 e purtroppo è venuto a mancare all'età di 54 anni. Quindi giovanissimo, giovanissimo, un grandissimo attaccante, penso che sia stato uno dei migliori attaccanti, un grandissimo giocatore lui, uno dei migliori talenti polacchi. Senti zio, un uomo con poco cervello quanto può vivere? Perché mi chiedi tutto ciò zio? Tu quanti anni hai? Zio, io ne ho 36. Allora a 36 ci si arriva. Ci si arriva a 36 sicuramente, perché tu quanti ne hai zio? 3. Tu fai gli anni ogni 20 praticamente. 3.
quella roba lì. Allora, senti, continuiamo a parlare di cose belle con Nicola. Appunto, volevo cose belle, per cose quello, no? belle. Anche perché qua, se no, parliamo di lutti, di quaresime, di lutti. Non ve ne voglia Martina. E questo qua è un programma felice, no? Dobbiamo rendere dal felicità. Ecco, ad esempio. Come fai a rendere felici le persone allo stadio anche in caso di una sconfitta? Dopo una sconfitta, cosa ti metti a fare? Ripeto, la formazione. Lì è sempre difficilissima, perché alla fine siamo infelici anche noi. Però l'unica cosa che vogliamo telare, no? Però dopo una sconfitta non è che si possa fare molto, almeno noi non possiamo fare molto. L'unica cosa secondo me importante è che sia una sconfitta, sia un pareggio, sia una vittoria. L'importante è venire ogni domenica allo stadio, che ci sia il freddo, che ci sia il caldo, ci sia la pioggia, non importa. L'importante è venire allo stadio e non solo venire, ma anche tifare. Quindi mi raccomando, venire allo stadio e tifare. Comunque abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buonasera. Sono Pezzi, sono Federico, un amico di Nicola, un ex coinquilino di Trieste. Hai capito. Buonasera e benvenuto qua in trasmissione con noi. Come stai? Chi? No, noi stiamo bene, adesso li passiamo a Nicola. Adesso vediamo cosa dovete raccontarvi. Cosa vuoi? Dimmi. No, Nicola, volevo dirti che è arrivata un'altra bolletta a tuo nome. Si sapeva, vedi, Nicola, vedi, questi sono amici, hai capito Nicola? Questi qua sono amici, hai capito? No, non sono amici, sono i miei aguzzini, nonché ex coinquilini. E quindi... E per che squadra tifano? Tutti udinese. Anzi, no, Milan. Vabbè, allora ci siamo. Potete insultare Nicola in questo momento, tranquilli, perché tra un minuto e mezzo c'è la pubblicità. Volevo venire in trasmissione lì con voi, però ho la febbre, avevo già detto a Nicola, dia il Poma che vengo anch'io. Sì, però sono con la febbre sul divano e... Guarda, la prossima volta sarai qui con noi, te lo promettiamo. Noi siamo sempre qui ogni mercoledì dalle 15:30 fino alle ore 16. Senti, che razza di virus hai preso? 14:30. 14:30? Ho preso un colpo di freddo nel weekend. Ma dove l'hai preso questo colpo di freddo? Giocando a soft air domenica mattina. Hai capito, zio? Giocando? Giocando a cosa? A soft air. Scusaci, soft air. Noi non sappiamo cos'è il soft air. Noi non lo sappiamo. Spiegaci. Non abbiamo afferreto. È una simulazione di guerra che si sparano i pallini a squadre. Però io inizierei a giocare con lo zio a questo gioco qua, ma ci si fa del male giocando a questo... No, assolutamente no. Tra l'altro doveva venire anche Nicola una domenica mattina, ma alla fine non ci siamo alzati. No, tu non ti sei alzato. Diciamo la verità. Svegliamo gli altarini. Che allora, mi sono svegliato alle 6 del mattino. E tu non ti sei alzato! Numero 24! Perché Nicola gioca con questo, Nicola. Lui piace giocare con questo. Zio, non pensare male, lui gioca solo con questo. Comunque adesso vi lascio litigare perché noi andremo in pubblicità. Quindi rimanete sempre solo qua, Mandi Biel. Anche dopo la pubblicità, sempre solo qua. E siamo sempre solo qua per l'ultima mezz'ora insieme a tutti voi. L'ultima mezz'ora. C'è il director, c'è. Che onore, caro direttore. Buonasera e benvenuto. Complimenti, grazie. Allora, paghi bene, complimenti. No, paghi bene. No, sono venuto proprio per questo. Che sei invidioso? No, io non mi chiamo. Mi chiamo direttore, dai. Sono venuto proprio per questo. La riflessione filosofica dello zio, secondo me, merita una ricompensa. Quindi vi restituisco i denari. Lo facciamo vedere i denari. Poi mi spiegherai perché tu 100 e lui 500. Perché io ne dico poche castronate, lo zio ne dice tante, ho dovuto abbonare tanto. Una riflessione di questo genere su cui invito tutti a ragionare: quanto a lungo può vivere un uomo con poco cervello? Credo sia neanche della Magna Grecia sia qualcosa di assoluto. Di assoluto. Allora, lo zio merita questa ricompensa e di straforo ci sei e io ho guadagnato di riflesso. Se non ci fossi io, tu annegheresti. Io lo so. Dove? Nell'edra? In che senso? Anneghi nell'aria. Nell'aria? Oppure nel piatto con la pasta e fagione. No, col tagliolino al San Daniele, zio. Posso permettere un'ultima notazione, giusto per non dover rimultare di nuovo. Ecco. Le fidanzate di Balotelli, lasciatele come sono.
Non fate Sì, interventi. fighe, le lasciamo fighe? No, fate interventi né sul nome né sul cognome. Col cognome maschile, vabbè, lasciamo capito? così, Lasciamo Quindi, tutto Sì, tranquillo. sì, così. hai capito, Nicola? Sempre grandi amati. Caro direttore, Direttore vediamo. grande. Vabbè, grazie. avete capito? Questa è la diretta di Mandi Bier. Questa è la diretta. Primo direttore che viene qua, restituisce, non si può parlare. Non si possono dire le parole. Non si possono dire parolacce. Parliamo di Ecco. Raffaella, Balotelli, però Di basta. fico al femminile. così Non si può, non No, si non può, si non può si dire, può, non non si si può può dire, non si può dire. Quindi, caro zio, Quindi, caro Poma, dopo questa riflessione io mi sono cuccato un centello. Tu Io ti i sei ripreso 500 i 500 che avevi investito quella volta lì, Sì, sotto la macchina. sotto la macchina. Investito, sì. Cioè, hai capito cosa c'è? Ma il tuo amico, il tuo coinquilino ex, bolletta di cosa? Ma non lo so, sono mesi che mi stanno tediando. Da quando sono andato via da quell'appartamento sto continuando solo a Nicola, pagare. Incredibile, Scusa, a che incredibile. piano? Incredibile. Scusa, a che piano abita questo tuo amico? Al terzo. mi Terzo, sembra, sì. benissimo, puoi buttarlo giù dal terrazzino. Qua zio ti stanno facendo cenni incredibili. Allargati zio, allargati. Ma allargo! Eccolo lì, eccolo lì. Eccolo lì. Mi allargo? Ah, zio, cioè, è uno studio grandissimo, allarghiamoci. Guarda che bene. Oh, tu no, io, Poma, io tu mi no, fermo, tu io mi basta, fermo tu perché basta. Ci sono- possiamo allargare tutti tranne te, eh? Occhio. sono veramente larghissimo, sono. Allora, caro zio, Vediamo cosa c'è no, qua. adesso Ho sbagliato gli occhiali. abbiamo l'angolo supersonico, il contributo di Franz Contadini. Un grandissimo contributo che dopo andrò a svelare di chi è. Quindi, angolo supersonico.
con la tua faccia da stupido, ecco. ci vuole altro. Si sapeva, caro. No, ma io poi mi stavo allargando perché mi aveva suggerito di allargarmi il boss. Ti aveva suggerito e ti sei allargato. E mi sono allargato. Diciamo che il contributo supersonico di oggi erano i Mr. Dag, banda di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che seguono Hold That Line dei Toto. Ma quando? Il contributo che abbiamo visto prima. E poi lo ricordiamo che domenica 25 marzo ci sarà la festa, una grandissima festa alla Casa della Musica per il loro primo anno di attività. Quindi tutti a Cervignano, 25 marzo. Domenica 25 marzo. Franz Contadini vi aspetterà a braccia aperte. Segna. 25 ci saranno 25 marzo, Casa della Musica, esatto, Casa della Musica a Cervignano. Fatto. Potrete ascoltare 12 ore di musica live, non stop, quindi ci sarà una festa grandissima. Quindi portatevi i lettini, mi raccomando. Mi raccomando. Cuscini, lettini. Senti, hai mai suonato uno strumento musicale? Sì, ho suonato la chitarra per un bel po' di anni. Era la risposta che volevo sentire, caro zio. Perché noi ne abbiamo due di chitarre, blu Nicola. O la vuoi rosa? Rosa, fucsia. Blu. Eccoci qua. Chitarra blu. Io consegno ufficialmente in diretta il... Sì, che deve tornarci naturalmente. Perché... No, consegno per farla... Ah, ok. Performance. Dopodiché, mi raccomando, attenzione al cavo elettrico. Eccoci qua, mi raccomando, abbiamo caro Nick. Permettimi. Io spero che Franz Contadini ti abbia insegnato qualcosa, Ecco. Sentiamo. Mi raccomando. Abbassiamo tutto. Sentiamo il link, è un po' scordata, è per lo zio questa. Un po', però faccio un pezzino, faccio un pezzino. Questo è quello di Igor Pezzi, infatti il pezzino. Faccio un pezzino. Ci sta aiutando Ivan Prima? Ci siamo, Qua. E la diretta di Telefriuli, di Mandi Piella. Abbiamo anche lo zio adesso. È scordata, però sta roba. È un po' scordata, però vabbè. Ne porteremo una un po' più accordata. Lo faccio da stupido. Zio, tira via gli occhiali. Tu puoi rimanere così, Nick, Cerca di accordarla. Per fine trasmissione devi accordarci questa chitarra, Aspetta. Vediamo se riuscirai, vai tranquillo. Perché qui la diretta è anche questo, caro zio, vero? Sì, ma accordare la chitarrina di Igor Pezzi è impossibile. Perché, zio? Perché non si può fare neanche un pezzino, neanche un... Vuoi fare un pezzone tu? Ma assolutamente, sì, ne posso fare di più di pezzi. Mettendo tanti Igor vicini. Con questa chitarra, se vuoi. In diretta. Falli. Vuoi? Zio. Vai. Prendi quella rosa? Ecco. Signori telespettatori, io non c'entro. Vai, zio. Ne posso fare anche 1000 di pezzi di questa chitarra. No, ho già capito. No, zio, no, non si può. Allora, prima mi dici di sì, poi non si può. Io pensavo che facessi qualcos'altro, Lo sapevo. 1000 pezzi. Ho fatto la battuta, allora, a proposito di battute, intanto raccontaci un'altra barzelletta. Ancora? Sì, perché il pubblico da casa ormai vuole sempre solo le tue barzellette. Allora, ne so un'altra sui carabinieri, Eccolo. Allora dopo ufficiale. Però questo è un carabiniere siciliano. Caro Gianno, prepara dopo il contributo della telefonata dei carabinieri, per favore, perché non l'ha ancora capita lo zio. Ma questo è un carabiniere siciliano, Poma. Un maresciallo dei carabinieri siciliano in pensione, passeggiando per strada, incontra una persona. Si può sapere come era che facevo da qui? Non ha detto così, ma ha detto: Caputo, come sei cambiato? Eri biondo, ora sei moro. Eri piccolo, ora sei alto. Non avevi neanche baffi, ora c'hai barba, pizzetto. Incredibile, come sei cambiato? Sei riconoscibile. E fa l'altro: guardi che io non mi chiamo Caputo. Minchia, pure il nome ti sei cambiato. Eccoci qua. Guarda. Allora, mentre la regia prepara... Occhio che sta cadendo tutto. Alcole, alcole alca. Attenzione che alcole. In 1000 pezzi. In 1000 pezzi. Attenzione che qui cadeva su tutto. Una bomba. Comunque voglio salutare il mio grandissimo amico GFA. E chi è? E non è una macchina. È un maresciallo? È Gianfranco Amodio. Gianfranco Amodio, salutiamo anche la Gabri. E il mitico Francesco, prossimo DJ, DJ Francesco. Caro Gian, ti aspettiamo anche qua. Gianfranchino, qua ti aspettiamo. Magari... Lo conosci ancora? Guarda,
quello che ti accompagnava. Cos'è sto gesto? con la- Mi sa di... No, non li no, facevo perché... così. Quello che accompagnava le tue notti cantando. Si chiama Pasquale, magari sai. Pasquale Marino. Mi ritrovo qua e facciamo un ritorno in patria, dai. Comunque, salutone, salutiamo anche tutti gli amici di Latisana, Latisana, Lati rompe, Lati spezza. E Lati? Sana. È sana, perché Lati è sempre guarisce, sana. Quindi salutiamo anche gli amici di Rivarotta a questo punto. Rivarotta, Perché è rotta la riva, no? È riva sana. È riva sana. Saluto anche Enrico che domenica festeggerà gli anni, grazie Enrico per l'invito, sarò lì e ti mangerò anche tutta la torta. Oh, vengo Quindi, anch'io, però mi anche per raccomando. me. Io voglio un bel piatto di pennette all'arrabbiata. No, se le mangia Enrico le pennette, insieme a Samuele, a te non ti lascia niente, zio. E io arrivo prima e Enrico ti pesta, Perché? Perché Enrico è un buon gustaio, lui è un mangione. Perché? Perché è un po' come me. Perché? Perché tu ti Attenzione, chiami zio, io sto al Poma. Attenzione, che io ho letto una notizia tragica. No. A proposito di mangiare come me, guarda che non c'è da scherzare, No, Poma. dicela zio, dicela. Se è tragica, però sai che questo programma è un programma un po'... Era per dire che l'obesità, oltre a far male alla salute, può far male anche agli altri. Quindi, un padre obeso è morto di infarto e ha ucciso anche il figlio piccolo di 1 anno. Ecco, quindi per dire... Quindi fa male a te stesso e fa male anche agli altri. È peggio del fumo, Chiusa parentesi. Quindi dopo questa riflessione, zio, io devo mettermi veramente a dieta, hai ragione. Quindi adesso, sai cosa facciamo? Mandiamo il contributo sui carabinieri che avevano telefonato qui a Telefriuli, perché tu continui a raccontare le barzellette su di loro. Ma tu mi hai dato carta bianca. Io ti ho dato adesso carta semi bianca, allora non lo faccio vedere? Allora era quella Ti vergogni? Giallo paglierino. Zietto. A proposito di carta, sai che a scuola la maestra fa a Pierino, sei contento che l'informatica, la tecnologia ha sostituito la carta? È la ricreazione. Sai cosa ha risposto Pierino? È che è un po' preoccupato secondo me quando se ne va in gabinetto. Io non so se posso dirla. Zio, puoi dirla secondo me, vai. E Pierino ha detto, sì signora maestra, sono contento però. Come però? Sì, non vorrei che un domani devo pulirmi il culo con l'iPhone. Oh Madonna benedetta dell'ingoronella allora, di Foggia Cinocchio. dopo questa barzelletta, ecco, vediamo 500... se abbiamo... No, dagli a me 500 euro, subito. Perché? Li tengo io, magari glieli porto, forse lo zio dopo. Per favore che mi fa pagare i coperti. Visto che parliamo di iPhone e iPad, abbiamo una telefonata da parte degli amici Infostar. Pronto? Pronto, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao Andrea, come siamo? Andrea, grande. Stiamo benissimo, grazie, un saluto a te e agli amici del Friuli. Ciao Andrea. Senti, oggi è la giornata, non so se hai sentito anche la barzelletta dello zio, no? Che la carta verrà sostituita prossimamente dalla tecnologia, no? In tutti i sensi, però, anche quella del bagno. Allora Pierino si domandava come si potrà pulire, insomma, il sederino. Lì ci vuole un ambiente delicato. Ecco, senti, a proposito di argomenti delicati e tecnologici, oggi sappiamo che è in vendita il nuovo iPad 3, giusto? Sì e no, diciamo la verità, nel senso che Apple è sempre brava a creare molta suspense quando escono i suoi modelli, quindi ha annunciato questa diciamo, convention per tutto il suo pubblico, in cui ha annunciato che appunto mostrerà la nuova generazione di iPad, però non sappiamo ancora se sarà un vero e proprio iPad 3 oppure una versione del 2 magari potenziata. Alcuni parlano di iPad HD, quindi un iPad con uno schermo più bello, con una maggiore risoluzione, ma comunque in linea con le prestazioni dell'iPad 2. Ma si parlava di un 7 pollici? Guarda, le indiscrezioni sono veramente numerose su internet. Apple in questi anni ci ha insegnato ad aspettare e vedere, quindi non mi pronuncio fin quando non ho visto con i miei occhi quello che hanno da mostrare. Perché lo zio vuole cambiare il suo, lui al 7 pollici da tanto tempo, perché lo zio era già avanti, lo zio. Può essere un'ottima occasione, tra l'altro con l'uscita del 3 o dell'HD comunque anche l'iPad 2 avrà una riduzione di costo e quindi potrebbe essere anche appetibile quello, perché
che rimane comunque un ottimo prodotto anche quello. Ma voi lì a Collato di Tarcento, se io vengo con l'iPad vecchio dello zio, tu me lo ritiri e posso prendermi quello nuovo, mi dai qualche soldino? Su quelle cosette lì non lo so, sarebbe da parlare con Christian, però ti posso confermare che abbiamo tutti i prodotti Apple, quindi se qualcuno cerca supporto, assistenza o comunque vuole acquistare un prodotto Apple, qui in negozio abbiamo tutto. Ho capito. Senti Andrea, ma il maresciallo che è venuto da voi lì a informatizzare la caserma, c'eri tu? Tu c'eri? Il maresciallo? Sì, il maresciallo dei carabinieri. Ah, non c'eri? Non c'ero. È inerente alla barzelletta che ci ha raccontato lo zio prima, no? Lo zio è un burlone, di bonzo. Poi te la rivedi la replica e così. Me la vedo online, tanto siete in streaming. Siamo in streaming su udineventi.it, quindi se qualcuno volesse fare qualche domanda sulla tecnologia può telefonarci allo 0432 5735 17 oppure contattare, caro Andrea, gli amici di Infostar dove? Certo, noi siamo a Collato di Tarcento, chilometro 146, direttamente sulla statale Pontebana, e ci potete contattare direttamente al telefono sul nostro sito www.infostargroup.com. Welcome, insomma. Welcome. Senti, caro Nicola, qui abbiamo gli amici Infostar, sempre avanti con la tecnologia. Hai qualche domanda da fargli? Hai qualche problemino sul tuo computer, sul tuo cellulare? No, avendo preso un Mac anch'io non c'ho nessun problema. Se avessi tenuto il vecchio PC probabilmente avrei dovuto contattarlo. Quindi qua Nicola ci dice che il Mac allora è meglio, occhio che apriamo un dibattito, Questa è una battuta che sento molto da chi possiede un Mac. E pensare che al tempo io i Mac li ho sempre detestati. E invece poi ho fatto questo cambio epocale. Ottimi prodotti, hanno una linea di pensiero loro e bisogna seguire quella, ma sono veramente ottimi prodotti e sono veramente belli da vedere. È un po' come quando si inizia a usare la macchina col cambio automatico, dopo non si torna più indietro. È vero, perché io adesso come adesso un PC sinceramente non riuscirei a usare. Perché il cambio automatico non c'è la retromarcia. Ci sono più marce, zio, molte di più. No, tu hai detto che col cambio automatico non si può più tornare indietro. Perché? Manca la retromarcia. Te la spiego dopo. Lo so che lui non le capisce, lo so. Te la spiego dopo, zio. Meno male che c'è Ivan qua DJ. Abbiamo fatto una bella accoppiata, Ivan P con lo zio. Caro Andrea, senti, ci avviserai quando avrete l'iPad 3, che voi siamo curiosi. Certamente, magari facciamo una bella puntata in cui se ce l'ho disponibile lo porto anche a far vedere a tutto il pubblico. Mi raccomando, anche allo zio, Certamente, così magari gli do 4 dritte. Salutaci tutti, ma tutti quanti. C'è qualche altro virus in circolazione, dei nuovi? Beh, diciamo che da quel fronte lì è una guerra continua, quindi mi raccomando, prendersi un buon antivirus, sempre fare attenzione a dove si clicca online e mi raccomando tenere gli occhi aperti. Nulla da segnalare. Bene, sapere navigare, non si va sui siti porno, ma hai capito? Mai visto uno in vita mia, caro zio, mai. Vabbè, qualche giornaletto dello zio magari è scappata la cosa, è scappata, comunque. Allora, caro Andrea, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Andrea! Welcome. Un saluto a voi e al pubblico di Telefriuli, ciao. Mani Biel! Ciao. Hai capito? Mac però non ha problemi di virus, o sbaglio? No, praticamente nulli. Tu è per quello che hai preso Mac, perché tu sei, come diceva lo zio, uno che, perché lo zio ce l'aveva con me, ma ce l'aveva con te, come che smanetta sui siti zozzi. Ma non è vero, ma io non mi permetterei mai di dire una cosa di questa a Nicola. Nessun problema. Ma poi scusa, non si vede. È internet, a che cosa serve? Serve internet? Se non serve per... Ma sai, ultimamente c'è gente che si sta ammalando davanti al computer, non si esce più, si sta sempre a casa, però lo ricordiamo che ogni tanto tocca farsi una sana passeggiata, no? Ossigenare veramente la mente. Andare a fare karaoke, ad esempio, che si socializza con tutti e con tutte. Ho capito che tu sei adesso un cultore, sei uno che... Posso dire? Sei una sesta sinfonia, perché sei arrivato sesto al concorso nazionale del karaoke, però sei ancora in ballottaggio, no? Nel senso che lo zio fa concorsi seri e... Ma io ne ho fatto uno e per adesso è sesto, su 20 persone? O su... Sesto su 20 per adesso. Sesto su 20, quindi non male. Ti piace il karaoke? Ma sì, non mi dispiace. Perché non facciamo un karaoke allo stadio Friuli?
Prima della Nicola, partita. proponi. Abbiamo un maxi schermo lì. No, io io lo farei quando speriamo mai, ma in caso di sconfitta dell'Udinese, un karaoke. No? Così quello dice, ma vaffanculo, Però la buttiamo lì, Beh, ma è il problema, è un discorso di fattibilità, però ad esempio in Germania fanno quel tipo di cosa tipo kiss cam della telecamera che durante l'intervallo va in giro per gli spalti a cercare il sole. Però visto che lo schermo è lì, lo speaker è qui, il pubblico sarà lì e cerchiamo di... Vai in società e proponi. E allora ci proponiamo, zio, andiamo insieme alla Spangaro, E Alexis. E Guido Comirato dove lo mettiamo? Chi? Guido Comirato, Guido l'interista, adesso non si vede tanto. Guido l'interista, lo mandiamo non si vede tanto. Comunque, sentiamo chi ci telefona adesso. Pronto? Pronto, ciao a tutti, sono Alberto. Ciao Alberto! Ciao, avevo una domanda per Nicola. Eccoci qua! Senti, che c'è un'altra bolletta, per favore. Avanti con la domanda. Ciao Nicola, volevo sapere quando si potrà avere l'occasione di vederti esibire come DJ dopo l'epica data al president di Spilimbergo. Ma è mitico quella serata lì. Ci siamo divertiti tutti. Li dovete chiedere al Poma, mi fai suonare il Poma? In quanti eravate? In quanti eravate in quella serata? Quella serata era Ma saremmo stati 400, dai. Però! Quella forse è l'unica serata in cui non ho suonato. Quindi Nicola ha la faccia che suona per se stesso, insomma è uno che sposta. È uno che veramente ha il suo giro di persone ed è uno che riesce a essere influente sulla scena spiliberghese, ma non solo. Qui Nicola, prima della puntata, ha dovuto sponsorizzare. Senti, Alberto, se non viene Nicola ti manderemo DJ Vampì. Ti piace i Vampì? Quindi te lo regaliamo e ci teniamo Nicola a sto punto. Va bene ragazzi. Affare fatto? Comunque siete bellissimi, Ma tutti? Tutti. Anche il Poma, anche io. Anche il Poma. Incredibile. Noi ti ringraziamo e anche per te l'invito è sempre valido di venire qui negli studi di Telefriuli perché sono caldissimi. Ti aspettiamo qua magari uno di questi mercoledì, sempre insieme a Nicola, D'accordissimo, va bene. Così ci mettiamo d'accordo per questa festicciola. Grazie della telefonata. Mandi bene, Alberto. Ciao, grazie. Hai capito? Hai tantissimi fans tu, Hai tantissimi fans. Uno della bolletta e questo qui, insomma, almeno. Vabbè, no, ma quella serata lì non era stata male, solo che il mio genere musicale non è un po' difficile, soprattutto qua in Friuli, techno va poco. Però lo zio, facci vedere. Cosa? Metti l'occhialetto, il passo tecno dello zio. Passo tecnico? Il passo tecno. Tecno. No, il tecno non mi piace più, lo facevo negli anni 90. Lo facevi? Sì. Ma come lo facevi? Con i piedi. Appunto, ce lo faresti vedere? No, adesso l'ho dimenticato anche, dai, non si può. Non si può. Ma non si può, guarda che è tardi. Guarda che è tardi, quindi se Presto che è tardi, dimmi. Ormai è tardi, magari fa il pezzettino di Vasco Rossi, perché il nostro DJ è avanti, Il nostro è DJ. Avanti. Ma che il nostro DJ è avanti. Non ha quello, non ha... Senti, ma non dovevamo tornare sull'amico Lucio Dalla? Noi volevamo tornare sull'amico Lucio Dalla, che purtroppo non c'è più. No, c'è sempre, per Lucio Dalla c'è sempre tempo, quindi possiamo mettere una canzone di Lucio Dalla ricordandolo anche qui in Friuli Venezia Giulia, perché comunque è stata un'istituzione la musica di Lucio Dalla per tutti noi e lo sarà sempre. E speriamo che la sua memoria oggi porti bene al Bologna. Io direi attenti allo zio, direi. Quindi, speriamo che... Caro Nick, alzati pure in piedi qui con noi. Caro Ivan, vieni qui. Noi quest'oggi ci salutiamo con Attenti al lupo di Lucio Dalla. Ma attenti anche a voi perché noi saremo sempre qui. Ogni mercoledì. E allora, pronto anche a Celentano che sei in diretta per i saluti? Pronto? È pronto. Non poteva non mancare lui. Ciao Celentano! Adriano, sei in ritardo oggi? No, ma perché io sono una persona sempre impegnata. Lo so, e vi voglio ricordare che siete voi quelli che praticamente sono lì a bighellonare, capito? Ma allora, un attimo solo che mi metto l'auricolare. Aspetta un attimo, Claudia, come cazzo si mette l'auricolare? E non si dicono queste parolacce qui, non si dicono. Adriano, una multa, ma che il direttore ti dà una multa anche a te, Pronto? Dici Adriano. No, ero in una radio adesso perché farò un programma radiofonico.
Addirittura, che programma farai? Ma ancora non lo posso svelare perché lo sai che ci sono dei contratti davanti, ma sarà un programma di intrattenimento dove parleremo di spread, di politica, parleremo di tantissime cose e vi inviterò un giorno anche voi due. Mi raccomando, ma in che giorno farai questo programma? No, ma ancora non lo so perché siamo davanti a tutta la trattativa. E allora ho voluto condividere con voi questo momento, capito? Bene, chi pagherà? Chi finanzierà quest'opera? Vabbè, ma ancora non lo so. Ci sono una serie di sponsor che lì la Claudia li ha trovati, quella che gli fa i capelli, poi quella delle unghie, perché anche la Claudia ha una certa età, e allora... Comunque Adriano, se vuoi, puoi venire qui con me lo zio a fare il programma, qui, a Mandi Biel, ogni mercoledì. Quando? Ah, ogni mercoledì? Quando vuoi, ogni La famiglia cristiana è sempre qui, eh? Ho saputo che forse voi lo fate anche di sera adesso, no? Forse, guarda, ci sarà la puntata in prima serata, così ci ha promesso il direttore. Dobbiamo metterci d'accordo con lo zio, il direttore, Igor Pezzi e tutti coloro che lavorano a Telefriuli. Ah, ho capito. Chi è questo Pezzi qua? È un pezzo... È un pezzo della trasmissione. È un pezzo di... Ho capito. È un pezzo parliamo magari col direttore perché sai che il mondo gira su due cose, no? E allora se il mondo gira su due cose, dici queste due cose, così dopo ci salutiamo anche per questa 16ª puntata. Uno sono i soldi, l'altro è la figa. Eccoci qua, e noi chiudiamo. Adriano. Mandi Biel a tutti, a mercoledì prossimo. Mandi Biel. Ciao Adriano. Mandi Biel. Dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandi Biel, che siamo due